Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Buongiorno, Gianfranco Iovino alla rubrica ovviamente quindicinali di edizione 03. Eccomi qua. Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno Gianfranco, benvenuto. In questo giorno di passioni in tutti i sensi. Oggi abbiamo due ospiti attraverso il telefono, entrambi con una passione, una professione in comune, la fotografia. E io inizierei subito a presentare il primo, che è Giancarlo Capozzoli, che nel suo testo Kenya, dove la vita sembra il bene più prezioso, ci permetterà di conoscere un posto che per noi sembra così lontano, ma che nella realtà è molto più vicino a noi. Giancarlo, è in linea? Sì, mi sentite? Eccolo, buongiorno a lei. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Buongiorno. Grazie dell'ospitalità, grazie gentilissimo, davvero. Bene, allora partiamo subito perché questa rubrica le danno sempre meno tempo, però... No, ma poi sarà una cosa abbastanza particolare oggi parlare di foto in radio. Sì? Sì, È o la, no? è la giornata mondiale della foto. Magari sì, però ci lanciamo. Partiamo subito, partiamo dalla più inevitabile delle prime domande, che è quella di chiedere all'autore chi è Giancarlo Capozzoli. Domanda semplice e complicata. Vengo da studi filosofici, ho fatto reportage appunto negli ultimi anni da cui nasce questo volume, e recentemente appunto poi con la pandemia, non potendo partire, ho iniziato a lavorare da remoto negli ultimi 2 anni, per cui ho realizzato interviste anche su temi legati all'attualità, evidentemente in quest'ultimo periodo della guerra e durante la pandemia, esperienze insomma legate appunto ai virologi, insomma ho cercato di raccontare le testimonianze dei medici e anche dei militari in questo ambito. Prima della pandemia, come dicevo, in realtà negli ultimi 4 anni sono stato diverse volte in Africa, realizzando diversi reportage in Kenya, che l'oggetto in questione di questa telefonata, di cui ancora vi ringrazio, e precedentemente in Senegal, Zanzibar e in altri contesti, insomma, sempre legati un po', diciamo, alla cooperazione. Ecco, una domanda, come ha detto lei, non semplice, ma la risposta è molto articolata perché ne ha fatto di cose lei. E io, allora, prima ancora di addentrarci nel suo testo, approfitto della sua conoscenza per chiederle di chiarire qualcosa di cui tutti hanno sempre sentito parlare, ma che poi ben pochi hanno davvero l'idea cosa sia. Ci riesce a spiegare lei cos'è il Mal d'Africa? È una cosa di cui posso perché anch'io tornato dal Kenya e allora, l'Africa è un posto pieno di contraddizioni, perché il 97, basta immaginare che il 97% della popolazione vive in condizioni di estrema povertà. Quando dico estrema povertà vuol dire che i miei amici, per esempio quelli che poi erano il mio fixer, insomma, il mio amico, la mia guida, eccetera, vivevano in una casa in una capanna che assomiglia a una casa, insomma, la chiamiamo casa per un ricovero. Sì, insomma, senza strade, senza infrastrutture, senza acqua, senza elettricità, condizioni che noi non riusciamo neanche a immaginare. Quindi questo è la contraddizione, sta nel fatto che loro sono estremamente felici, quindi, e quando dico felici ne parlavo proprio ieri con un amico, un giornalista, cioè veramente parliamo di quando il libro, per esempio, è pieno di ritratti di bambini, e sono bambini che ridono, e veramente c'è un coinvolgimento, un piacere, un amore per la vita che qui da noi, insomma, il sottotitolo del testo dice dove la vita sembra il bene più prezioso, cioè veramente sembra che la vita lì abbia un altro valore, e questo, il vantaggio è legato a questo, naturalmente legato anche al fatto che noi parliamo di un continente che la contraddizione sta anche in questo, che poi nonostante
le enormi difficoltà, soprattutto in una popolazione, è un posto di una bellezza straordinaria, a partire dal mare, ovviamente dove c'è l'Indiano, dove sono stato io, al safari e alla savana, che sono posti di una bellezza e di una, come dire, di una cultura che evidentemente insomma è un altro continente, quindi insomma ha proprio altri panorami, insomma, altri orizzonti, un altro cielo, cioè è qualcosa di veramente qualcosa in cui noi stessi ci mettiamo alla scoperta di noi stessi, perché è un mettersi, un esporsi a rischi, perché comunque pieno di rischi tra i sequestri. Ricordiamoci che Armando è stata rapita proprio in cui ero io in Kenya, tra l'altro, ma al tempo stesso appunto anche la scoperta di esperienze che sono straordinarie. Insomma, il Kenya, io ho citato il mare della savana, ma il Kenya è pieno di posti meravigliosi da vedere, da conoscere, da Monte Kenya, Kilimangiaro, i vari parchi in cui proprio mettersi a fare l'esperienza del safari, che io pensavo fosse una cosa un po' per turisti, invece poi ho scoperto che in realtà ho fatto l'esperienza del safari ed è un'esperienza davvero, perché insomma ci sono difficoltà enormi per perdersi qualche ore, per cui non si può uscire dalle 12 ore, per cui insomma appunto c'è quella difficoltà, si aggiungono delle difficoltà a cui noi qui in Italia non siamo, qui in Europa, è chiaro. Non siamo abituati, neanche ci pensiamo, perché insomma Certo. ci trovare un leone libero per la strada. Lo scopo della vita loro come nostro è lo stesso, quello di vivere. È il senso della vita che cambia completamente, dove per noi la casa è, come dice lei, è chiudersi dietro ad una porta e casomai sbrangarla, mentre invece da qualche altra parte nel mondo, e casomai proprio nel Kenya, in quel territorio, casa diventa non solo la capanna nella quale tu ti ricoveri, ti proteggi, ma è soprattutto quella opportunità di vivere una vita molto, molto meno legata a beni materiali, ma dove un sorriso, forse come quelli che ha scattato lei nel libro, hanno un valore molto più alto, sono un tesoro inestimabile. Senta, nella prefazione del Monsignor Gervais, parlando di lei e della sua arte fotografica, che indubbiamente è molto molto accattivante, la descrive come Capozzoli non scatta una fotografia solo con la macchina fotografica, ma mette nella fotografia tutte le immagini che ha visto, e il libro che ha letto, la musica che ha ascoltato, le persone che ha amato. Cioè, come dire, in un suo scatto c'è tutta un'esperienza di vita che le appartiene e che secondo me la fa senza alcun dubbio emergere nel panorama della fotografia, è giusto? Sì. Qual è la domanda? Sì, la domanda è sempre quella, cioè che questo Monsignor Gervais ha parlato di lei come di un fotografo che non si limita a scattare una foto, ma in quella foto c'è riassunto tutto quello che è stata l'esperienza che poi l'ha portata a fare uno scatto. Ecco. Ma certo, voglio dire che naturalmente nel momento stesso in cui io ero in Kenya ero lì a seguire delle reportage, poi magari dopo diventiamo dei progetti di cooperazione, e poi dopo magari ne parliamo in maniera più approfondita, e naturalmente si cerca di fare cerchi di riportare al meglio quella che è appunto un'esperienza dal punto di vista anche visivo. Certo. E nel momento in cui cerchi di raccontare con una fotografia quella che è una storia, un viaggio, un progetto, eccetera, cerchi di metterci dentro quella che è appunto un po' tutta l'esperienza che ognuno di noi si porta dietro, appunto dai libri che abbiamo letto, alle foto che abbiamo visto, ai film che abbiamo amato, eccetera. Quindi uno scatto non è semplicemente come dire, un click, un tirare una fotografia, ma insomma cerchi di metterci tutto questo, anche ovviamente la sensibilità, l'incontro, l'empatia che in questi anni di esperienza, insomma, Certo. noi ha imparato il fatto, quindi sì, sicuramente insomma è così. Non è un'istantanea. Mi fa piacere che il Monsignor Gervais l'abbia riconosciuto, ma nel momento in cui abbiamo deciso di portare avanti questo, che
all'inizio di un progetto evidentemente insomma, c'è stato un riconoscimento reciproco da parte di entrambi, lui per quel che riguarda la nostra, insomma, facendo anche parte in parte di questa Totapuga, di questa associazione di promozione culturale, eccetera, e c'è stato un riconoscimento reciproco appunto di un voler ricercare la bellezza nelle cose, quindi non soltanto ricordare l'esperienza che facciamo, ma appunto anche cercare di aumentarne in potenza attraverso la bellezza di una fotografia, la bellezza di un concerto, la bellezza di un viaggio, di un'esperienza. Un'emozione. Sì, beh, e legandomi sempre al concetto degli ospiti che sono nel suo libro come autori di prefazione, c'è anche quello del giornalista Mauro Mazza, ex direttore del TG2, che addirittura parla di lei e della sua arte, definendola eterna, perché lei rende eterni gli scatti nel tempo che fugge. Per cui io credo che siano delle testimonianze molto forti che vanno ben oltre quello che abbiamo detto, a un istantaneo. C'è una foto più o meno, oggi siamo bravi a farle più o meno tutti, ma quello che differenzia una foto da una grande fotografia è quella che riesce a trasmettere oltre l'immagine stessa. Senta, il Kenya, una terra dove la costa è diversa dall'interno e c'è differenza tra tribù e tribù, in quanto ognuna ha la propria cultura, il proprio dialetto e le caratteristiche. Lei riesce a raccontarci un po' di più di questo posto lontano nel mondo, ma che alla fine, almeno a leggere dal suo volume, è pieno di straordinarie sorprese? E come stavo dicendo, appunto io ho conosciuto bene la zona costiera, perché poi il progetto che seguivo era Malindi, ma poi in realtà mi sono spostato anche in altre regioni, sempre diciamo Mombasa, Kilifi, sempre sulla regione costiera, e poi in realtà anche all'interno a Nairobi e nella regione di Nairobi. È un posto pieno di, come dicevo, pieno di contraddizioni, pieno di bellezza, pieno di enorme difficoltà, soprattutto per la popolazione locale. Malindi, per esempio, immaginiamo che Malindi è un posto dove vivono 3.000 italiani espatriati, e dove c'è il billionaire depilatore, dove io ho conosciuto tanti bravi imprenditori, ma ci sono anche tanti, tra questi espatriati, tanti delinquenti o tanti truffatori che sono rifugiati lì perché in Italia hanno commesso reati, quindi è un posto, come dire, appunto, pieno di contraddizioni. Nairobi è una città molto molto difficile. Nairobi, io non posso dire di aver conosciuto Nairobi per un semplice fatto, perché a differenza di altre città africane che ho conosciuto, che ho visitato, a Nairobi non si può andare in giro a piedi, perché ha dei pericoli insiti sia per gli occidentali ma anche per loro stessi, per cui ovviamente loro non possono permettersi di andare in taxi, di conseguenza vanno a piedi, ma per noi bianchi è veramente complicato anche solo camminare a piedi, perché appunto c'è un livello di criminalità piccola e grande criminalità che è spaventosa. Pensiamo agli attentati di gruppi legati ai gruppi terroristici, eccetera, per esempio. Tristemente nota. Prego? Sì, Nairobi è tristemente nota, soprattutto per questi atti terroristici. Certo, pensi che a Nairobi è un po' una cosa che ho visitato a Nairobi, uno dei vari progetti, perché poi appunto con gli seguire dei progetti, e sono stato con un sacerdote salesiano, Don Felice Mulino, visitare lo slam di Kibera dentro la città di Nairobi, e lo slam dove per esempio lì non ho potuto fare foto perché era veramente rischioso, tirare la macchina fotografica era impossibile. Insomma, parliamo di un posto dove vivono milioni di persone, forse 1-2 milioni di persone in condizioni di vita veramente limite, nel senso che parliamo di un posto dove sono milioni di baracche una sopra l'altra, senza elettricità, senza servizi igienici, senza strade, senza cibo fondamentalmente, per cui veramente io ero, come dire, tra virgolette al sicuro, perché portavo sostegno, perché volevo seguire Don Felice
nella sua opera missionaria, loro insieme a un gruppo di sorelle andava insomma ormai da 40 anni, va da 40 anni in quel contesto, in quel modo riconosciuto ha la possibilità di muoversi senza correre di rischi, ma senza correre di rischi è relativo, insomma, nel senso è sempre veramente un esporsi continuo. E questa Kibera, scusi, è veramente una parte come dire, importante della città di Nairobi, che certo è anche i grattacieli e anche le coloniali, le ambasciate, ha una zona poi come dire, di benessere e di bellezza, che però ripeto è difficile da vedere perché è completamente nascosta dietro i muri alti eretti per la sicurezza della popolazione che deve difendersi da possibili attentati. Bene Giancarlo. Ricordiamo, siamo con Giancarlo Capozzoli, fotografo di indubbia classe e professionalità, che ci sta raccontando del suo libro Kenya, dove la vita sembra il bene più prezioso. Michele, un piccolo intervento musicale e poi ritorniamo con Capozzoli. Certo. Siamo tornati nella seconda parte del primo incontro del nostro programma. Siamo in diretta con Giancarlo Capozzoli, che è l'autore del libro Kenya, dove la vita sembra il bene più prezioso. Andiamo avanti con un altro po' di domande, e una che mi ha molto divertito è questa, che ho letto che molti dei suoi scatti sono stati resi possibili grazie a un'inseparabile motoretta che io dico Bajaj, ma sicuramente non è questo. Bajaj, ecco. Ci racconta questo particolare? Ma è semplice, in Africa, in Kenya ci muovevamo all'interno dei villaggi che, come le ho accennato prima, parliamo di posti dove non ci sono strade, non ci sono infrastrutture, a parte anche a Manini, no? Che, come le dicevo, è un posto pieno di italiani, quindi diciamo, qualche struttura anche alberghiera c'è volendo, quindi qualche strada poi è stata effettivamente costruita, ma muovendosi poi invece anche interno, quindi fuori dai contesti diciamo più turistici, più battuti, insomma comunque da un certo turismo eccetera, ovviamente insomma ci si muove su strade, su strade non asfaltate, e di conseguenza la moto e queste moto indiane, perché il Kenya ha una grandissima tradizione anche con gli India, insomma, a parte che sono appunto tutte le nozioni indiane e di conseguenza sono una di fronte all'altra. In realtà furono portati poi gli indiani in Kenya durante il periodo coloniale per costruire infrastrutture eccetera, per cui hanno appunto queste moto indiane e noi andavamo in giro su queste moto, insomma, che avevano delle evidenti difficoltà immagino naturali, però ho fatto, a proposito di bellezza, visto che prima parlavamo appunto anche di raccontare della bellezza del Kenya, un giorno con quella che era la mia guida gli chiesi di portarmi a vedere una spiaggia bella, insomma comunque che lui conosceva eccetera, e un'oretta di moto per l'appunto lontano da dove eravamo, eravamo su questa spiaggia che era lunga chilometri ed era completamente desolata perché non c'era veramente nessuno. Immaginate la bellezza di andare in giro con la moto su questa spiaggia, su questo veramente io vivo al mare, penso che sia tra le cose più belle a cui sono, uno dei ricordi più belli a cui sono legato nella mia lunga esperienza kenyota. Molti i protagonisti dei suoi scatti sono soprattutto i volti, no? Quanto può raccontare? I volti delle persone, no? Gli sguardi, i volti. Quanto può raccontare, secondo lei, un volto attraverso una foto, poi, un'immagine statica? Credo che sia fondamentale, nel senso che io ho cercato di raccontare questa popolazione, quindi di raccontare le persone che incontravo in questi progetti, come ho detto, di cooperazione internazionale. Bisogna pensare che dietro ogni volta c'è una storia
di povertà ma anche di estrema dignità. Dietro i volti delle donne bisogna pensare alle donne che fino a qualche anno fa, prima che mettessero su appunto questi progetti di cooperazione internazionale, partorivano nelle capanne perché non c'erano ospedali dove poter partorire. Quando vediamo un volto di una donna bisogna pensare a donne che ancora subiscono le mutilazioni genitali femminili. Quando vediamo un volto di un bambino dobbiamo pensare ai bambini che non hanno diritti all'educazione perché non esistono le scuole. Quando non esiste il diritto all'educazione perché non esistono famiglie. Quando vediamo un volto di un anziano che può sembrare tra virgolette una cosa normale per noi occidentali, lì bisogna pensare invece che gli anziani sono rari perché c'è un'altissima mortalità, nel senso che a 45-50 anni già persone muoiono perché insomma appunto si vive dissenti. Questo mio amico a cui ho fatto riferimento già diverse volte, Giorgio, che mi ha onorato della sua amicizia e della sua ospitalità, lui ha 30 anni, aveva due sorelline di 16-17 anni e di lui a portare avanti la famiglia perché non ha più genitori, perché sono già morti. Quindi voglio dire, ogni volto è un racconto di un'esperienza. Io ho cercato di raccontarli, come dire, dando loro la bellezza della divinità e anche per esempio il fatto che siano tanti scatti e colori. Ecco, un'altra cosa per esempio dell'Africa sono i colori, nel senso il sole taglia in maniera diversa i volti delle persone e di conseguenza veramente emergono questi colori fortissimi che sono Anche, come dire, che sono straordinari, insomma, certo. Anche se devo dire che sfogliando tante immagini che lei ha impresso sono in bianco e nero, ma comunque va bene. Certo. No, certo, ma io ho fatto in bianco e nero, però appunto lì non ho potuto poi resistere alla tentazione di Immagino. Era veramente troppo forte. Immagino. Davvero troppo forte. Giancarlo, purtroppo sembra strano, ma è già passata la nostra mezz'ora, però io voglio chiederle, ma brevemente, mi dia una risposta, ma per Giancarlo Capozzoli, il Kenya cos'è? E tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, nel senso è un posto da vedere, da scoprire, da incontrare, da condividere, è pieno di un posto pieno di aspettative. Io spero di avere la fortuna e la possibilità di poter tornare, spero con questo libro anche di dare l'occasione a persone che poi hanno interesse come dire, di viaggiare, di scoprire, di andare a scoprire questi posti non solo e non soltanto come dei turisti, ma anche con un altro sguardo, insomma. Certo. Sono posti che veramente hanno un'anima e se ci si dà la possibilità di incontrare queste persone, perché appunto bisogna darsi la possibilità di incontrarle, cioè basta uscire fuori dai resort occidentali per poter incontrare queste persone, si scopre una bellezza, un colore, una spontaneità, una autenticità che forse insomma qui in Occidente un po' stiamo perdendo, insomma questo è il senso credo se devo riassumere proprio. Diciamo che il suo libro può essere anche inteso come una guida, una stimolazione ad andare oltre all'immaginario di un Kenya, di una terra così lontana, desolato, o comunque inospitale, che invece nella realtà dei fatti contiene tutto un mondo in sé ed è un mondo straordinario che anche grazie alle sue fotografie è possibile approfondire. Siamo ai saluti, mi dà anche un commento brevissimo sull'esperienza con Edizione 03, visto che è colei che ci ospita in questo momento. Sì, assolutamente, devo dire, sono assolutamente entusiasta del lavoro che hanno fatto e la qualità dell'edizione è veramente molto molto alta, nel senso ero interessato a che il lavoro fosse anche di una buona qualità grafica, visto che le foto insomma, sono foto professionali per l'appunto. Devo dire hanno rispettato tutti
ripeto, insomma, c'è stato un lavoro di sinergia totale con l'autore, con i grafici, mi sono trovato benissimo e volevo veramente un'ultimissima cosa, devo dire che questo è soltanto il primo diciamo, il primo volume di una collana che con l'associazione Tota Puffer di Monsignor Gerbet abbiamo fatto uscire, insomma io diciamo sarò un po' il curatore artistico anche di questa collana, ma ci saranno i primi volumi, saranno altri volumi sul Kenya, che questo è soltanto il primo, sono altri di un lungo viaggio. Sì, esatto, un lungo viaggio che ci porterà poi anche a scoprire magari anche qualche talento, qualche nuovo giornalista, fotogiornalista che magari si è esposto e ha raccontato. Bene, Giancarlo Capozzoli, grazie a lei, al suo testo Kenya dove la vita sembra il bene più prezioso, edizione 03, l'ha distribuito in tutta Italia, in tutta Europa, ovunque, perché è giusto che ovunque si approfondisca un tema così importante, dove il senso della vita è diverso, ma non è un posto lontano, è più vicino di quello che sembra. Grazie, buona giornata, a presto. Grazie, buona Pasqua, buona giornata. Avete ascoltato Autori e letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.